Abigrafica di Alessandro Benedetti, realizzazioni grafiche, impaginazione e stampa, insegne luminose, insegne e vetrofanie, car wrap, allestimento mezzi, grafica e stampa su carta e supporti rigidi. Abigrafica, il tuo grafico a domicilio. Alessandro Benedetti, a Massa Lombarda, telefono 345 6158 027. Ristorante LP a Massa Lombarda. Da oltre 40 anni la famiglia Zagonara propone primi di pasta fresca rigorosamente tirata al mattarello, dalle tradizionali sfogline, piatti stagionali preparati coi migliori prodotti locali, accompagnati dai vini più appropriati, dalla nuova cantina del ristorante consigliati da Sergio, il titolare. E da sottolineare, oltre a gustose pizze anche di Camot, i piatti a base di pesce, per cui LP è richiestissimo. Infine dolci prelibati e il gelato artigianale di produzione propria da gustare magari nella fresca veranda estiva all'aperto o negli ampi e comodi locali climatizzati, ideali anche per battesimi, cerimonie e matrimoni. Segnatevi questo nome, l'appuntamento con il gusto si chiama LP a Massa Lombarda. Vi aspettiamo. Erboristeria da Laura a Massa Lombarda, per dare continuità ad una radicata cultura del naturale, ed oggi è il nuovo punto di riferimento assieme all'accoglienza e alla professionalità della dottoressa Laura Bianchi. Da noi troverete coi marchi delle migliori qualità e tra i più conosciuti cosmesi naturali, integratori alimentari, alimentazione biologica, oggettistica e consulenza tricologica. Fermati e ascolta, la natura è di tutti coloro che sanno accoglierla, impara a sognare e vai con fermezza nella direzione dei tuoi sogni. Erboristeria da Laura a Massa Lombarda, via 13 aprile numero 6. Bar Gelateria Tiffany a Massa Lombarda, centralissimo, il locale giusto per la tua colazione, aperitivo oppure un semplice buon caffè. Tutto l'anno da noi puoi trovare il nostro gustosissimo gelato artigianale con tantissimi nuovi gusti, e poi semifreddi, torte, sorbetti, tutto di produzione artigianale propria, anche su ordinazione e per ogni ricorrenza. Bar Gelateria Tiffany, piazza Matteotti 3 a Massa Lombarda. Vi aspettiamo, seguici anche su Facebook. GMC SRL, lavorazione lamiera e carpenteria, cancelli certificati CE, soluzione da interno, inferriate, barriere, soppalchi, scale, tettoie, box, container, anche divisione verniciatura. Telefono 0545 82 64 3, siamo in via De Coubertin numero 9 a Massa Lombarda, www.gmcra.it. Linea alimentare Aresu SRL, siamo in via Bagnarolo numero 12/C a Massa Lombarda, telefono 0545 81 590. Punto vendita Aresu Linea Alimentare, aperto dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:18. Orenplast, progettazione e costruzione stampi per materie plastiche, stampaggio di iniezione di tecnopolimeri e coinizione con gas inerte. www.orenplast.com a Massa Lombarda, provincia di Ravenna. Nuova farmacia San Vitale a Fruges di Massa Lombarda. Professionalità, gentilezza, puntualità e tanto altro da scoprire. Ecco alcuni dei nostri servizi interni. Zona autocura, naturale e omeopatia, dermocosmesi, infanzia, sanitaria, veterinaria, preparazioni galeniche. Inoltre, servizio CUP, elettrocardiogramma, misurazione pressione arteriosa, analisi urine e il nuovissimo e preciso servizio analisi del sangue, con la consegna dei risultati in farmacia in pochissimi minuti. E poi noleggio attrezzature per disabili e strumentazioni per terapie a domicilio, riabilitative ed elettromedicali. Zona riservata dedicata alle giornate promozionali di trattamenti estetici e cosmetici. Seguiteci anche su Facebook Farmacia San Vitale di Fruges. Dunque, rivolgetevi con fiducia ai nostri farmacisti. In esterno invece comodo parcheggio, distributore automatico con oltre 60 articoli di varia necessità e novità assoluta il Pharma Drive. Senza scendere dall'auto, per chi ha difficoltà particolari, si suona il campanello e il farmacista dal comodo sportello vi consegnerà ciò che avete richiesto. Attigui anche ambulatori di medici specialisti in vari settori. Farmacia San Vitale a Fruges di Massa Lombarda, un polo di salute e benessere a cui girare attorno e a portata di mano.
quest'oggi la festa del patrono San Paolo dei Segni è un modo per riunirsi tutti nella propria città, ma soprattutto anche un bel modo per esporre tutto ciò che si è fatto lungo l'anno, ma poi per iniziare anche un altro anno tutti assieme. Sì, noi esprimiamo gratitudine a tutti coloro che, laici, cattolici, i nostri volontari, le associazioni culturali, sportive, di volontariato sociale si sono impegnate perché oggi davvero si potesse esprimere il meglio che Massalombarda propone tutti assieme a beneficio della città per promuovere tutti i fermenti culturali presenti, i nostri luoghi più importanti, anche quelle iniziative che ci permettono da un lato di riflettere, di divertirci, proponiamo arte, momenti enogastronomici, è davvero una festa della città legata attorno alla celebrazione del nostro santo patrono, appunto la conversione di San Paolo. Santo patrono che si chiama San Paolo dei Segni, perché? Perché pare che, così ci dice la leggenda, dai segni del mese di gennaio fino al 24 e tutto il 25 appunto il giorno di San Paolo, in base agli eventi meteorologici si traevano gli auspici per l'annata agraria. Oggi mi viene da dire che rispetto ai mutamenti climatici l'auspicio è che le condizioni estreme o di siccità o di piogge o eventi molto importanti ed invasivi non accadano, questo credo sia l'auspicio migliore per tutti. Ecco Sindaco, ma un modo anche, come dicevamo prima, per le tante associazioni di cui è davvero ricca la vostra città, per poter esporre mostre, ma non solo, fare vedere ciò che hanno fatto dei loro lavori lungo un anno, ma è un modo per ritrovarsi anche solo per mangiare un sabadone con la Proloco o con tante altre leccornie che si possono trovare lungo le strade della sua città. Sì, è bello pensare che per noi non è mai un punto di arrivo San Paolo, è sempre un punto di ripartenza, ci stimola, ci offre energie e trasmette energie positive a noi, al nostro territorio e non solo. Ed il successo che tutte le iniziative che si sono sviluppate, consolidate, rinnovate nel corso degli anni hanno comunque il minimo comune denominatore di valorizzare l'insieme della città. Ringraziamenti da fare, Sindaco? I ringraziamenti sono doverosi e sinceri all'insieme delle nostre associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo che in vista della giornata odierna si impegnano mesi e mesi precedentemente, lo fanno con attenzione, con passione, con entusiasmo e grandi motivazioni e questo per noi rappresenta sinceramente un valore aggiunto. Poi c'è un invito da fare, quello dell'11 di febbraio per il vostro carnevale. Sì, l'associazione Per Massa propone un carnevale che coinvolge tutti i bambini delle scuole, quindi un momento gioioso nel nostro centro storico, è un momento che valorizza ulteriormente la coesione sociale, una comunità che vuole stare insieme e cerca di starci nel miglior modo possibile. Ma io mi chiedo, ci può essere la festa di San Paolo dei Segni senza la Proloco e la 21ª edizione quest'anno della Sagra del Sabadone? No, è impossibile. Tra le altre cose quest'anno abbiamo fatto una produzione direi quasi industriale. Da record? Da record, sì, perché innanzitutto per non rimanere senza. Poi perché sabato scorso c'è stata una ricorrenza particolare a Massalombarda, cioè la festa di San Sebastiano, che è il santo di tutte le polizie municipali, l'hanno fatta proprio a Massalombarda e in quell'occasione il sindaco mi aveva chiesto se potevo mettere a disposizione i sabadoni, quindi quando è stato fatto il rinfresco, dopo la manifestazione è stato fatto il rinfresco all'LP, io ho portato i sabadoni che sono stati un successo strepitoso, anche perché parecchie persone non conoscono proprio il prodotto, per cui sono rimaste veramente entusiaste. La Proloco promuove il territorio giustamente e lo fa in questa importante occasione che è la festa del patrono di Massalombarda con i sabadoni, ma ricordiamo che poi ci sarà un altro grande prodotto del territorio che voi porterete all'apoteosi poi in agosto.
Certo, noi ovviamente adesso siamo un po' in anticipo, però quest'anno prevediamo di produrre ancora più tagliatelle, perché l'anno scorso sono state veramente molto apprezzate, e quindi cercheremo di farne ancora di più, perché per cercare di soddisfare tutti quelli che riusciranno a partecipare alla nostra sagra. Delle sfogline. Delle sfogline, che sarà per quest'anno dal 23 al 29 di agosto. Quest'oggi andiamo a presentare quello che è una mostra dedicata alle famiglie massesi. Io quando entro al vostro circolo mi aspetto sempre delle cose veramente molto ben fatte, ma soprattutto delle cornie dal punto di vista culturale. Qui veramente le famiglie si stanno sbizzarrendo a venirsi a ricercare, vero Meris? Certo. Certamente che sia Decio che Oreste sono le due colonne del circolo, perché senza di loro non ci sarebbe mostra. Io faccio altre cose, non sono ferrata per questo, perché ci vuole tanta pazienza, tanto tempo e tanta passione soprattutto. Famiglie massesi, Oreste, mi dici come siete arrivati tu e Decio a questo bel titolo? Allora, vedi, quello che è strano è che Decio è un importato, non è un massese di razza, lui è un importato, però è talmente curioso che è andato a ricercare quelle vecchie famiglie massesi che sono massesi da tanto tempo, cosa che i massesi stessi non avrebbero mai fatto. Quindi noi dobbiamo essere riconoscenti a Decio, che è un importato, per tutto quello che ha fatto e tutte le famiglie che ha messo in mostra. Sono partito un pochino dai padri nobili di Massa Lombarda, quindi ricerche, poi mi dicono che sono l'uomo del cimitero, vado a vedere personaggi che riprendo, che metto insieme, per poi salire via via a delle persone. Non ci sono le famiglie attuali, perché sarebbe diventato difficile anche metterle insieme, magari avremmo avuto molte fotografie, ma gli spazi per collocarle non sarebbero. Quindi diciamo che c'è una piccola raccolta di storia massese, ecco, di personaggi che hanno fatto la storia di Massa. I miei primi 50 anni invece questo meraviglioso libro che porta in mano proprio la Presidente. I miei di chi? Ma del circolo? È il circolo che parla? Chi è il soggetto parlante di questo bel libro? È il circolo, quindi pertanto anche questo, vedi, è sempre Decio che in un certo momento con tutto il suo entusiasmo si mette in moto a fare tutte queste cose che te oggi vedi, compreso il libro. Una mini storia che viene editata proprio nella festa di San Paolo dei Segni. Ed è giusto che sia così, perché altrimenti i 50 anni di questo splendido circolo non si sarebbe messo in vista. Ho voluto far parlare il circolo, cioè ci tenevo che questo circolo fosse la finestra sulla città, non è tanto, cioè parla della storia del circolo massese, ma anche è la storia di Massa Lombarda. Ci sono delle annotazioni, delle fotografie che fanno, è una mini storia anche non solo del circolo, ma di Massa Lombarda, e anche di fatti cruenti che sono successi, che qui abbiamo riportato, che sono inediti da altre parti. 50 anni che poi voi questa sera celebrerete anche alla presenza di un emerito, illustre personaggio, niente meno che il dottor Costa della Clinica Mobile, che vedo già pronto qui il parterre des rois per le conferenze, ma vedo anche sedie pronte, insomma il pubblico non mancherà di certo, perché è un personaggio che si fa dare sempre del voi. No, certamente noi ci aspettiamo un grande pubblico stasera, perché da tutte le parti si sente l'eco, tutti vorrebbero partecipare, qualcuno non può per ovvi motivi, però io penso stasera ci tengo e penso che ci sia una grande presenza, ecco, come già abbiamo avuto anche in altre serate durante questi mesi di cinquantesimo, ecco, cinquantesimo che è stato preparato con molto zelo. Diciamo che sono 7-8 mesi che ci abbiamo lavorato, abbiamo anche nel periodo estivo abbiamo fatto delle serate, perché cadeva praticamente alla fine dell'anno, viceversa l'abbiamo prolungato fino alla festa del patrono, che era il momento anche di maggior festeggiamento. Delia Dal Pozzo è la vedova di Miguel Ángel Hugo di Toma, questo fantastico fotografo
che aveva una moglie romagnola e oggi una bella mostra proprio qui in comune, insomma internazionale oggi la sala del Consiglio del Comune di Massa Lombarda. Sì, siamo ritornati a Massa Lombarda dalla provincia di Como e di Milano, perché io sono andata a lavorare 40 anni via, io sono di origine massese, siamo comunque ritornati qui e lui mi ha seguito ben volentieri e si è inserito benissimo nell'ambiente massese, è stato accolto con molta simpatia, con molta amicizia e si è inserito nel circolo fotografico. Ha avuto esposto già alcune sue foto e oggi con questa mostra vogliamo ricordarlo e omaggiarlo. So che aveva delle frasi ricorrenti, suo marito, so che lei lo ha anche ricordato quest'oggi in una maniera un po' particolare. Ma nella presentazione delle 10 ho ricordato una frase che lui disse all'ospedale di Bologna dopo l'operazione che subì e che era... lui era ormai consapevole del suo destino, disse: voi siete testimoni della mia esistenza, ed è questo messaggio che lancio a tutti quelli che l'hanno conosciuto. Claudio Penazzi è il presidente del Circolo Polisportiva Massese di Massa Lombarda e siamo assieme all'assessore e altri due soci, signor Tavalazzi, il signor Elio, che è il proprietario di queste meravigliose opere, perché oggi si inaugura ufficialmente quella che sarà una sala espositiva, ma non solo, una sala polivalente a disposizione di tutta la città, quale occasione migliore della festa di San Paolo per presentarsi. Il nostro spirito è proprio quello di aver creato questa sala appunto polivalente, polisportivo, chiamiamolo come vogliamo, adibita a tutta una serie di attività, fra i quali appunto con la collaborazione di Elio abbiamo fatto questa mostra di quadri. Poi qui si svolgono attività sportive, il ping pong e anche una scuola di ballo che viene la sera. Poi abbiamo un programma a breve anche con i fratelli Parmiani che verranno qui anche loro a fare la loro parte di redattore per dimostrare che questa sala qui è aperta a tutti e disponibile per tante altre attività. Ritorno a ringraziare Elio Errani che ci ha dato questa possibilità, in modo da far vedere appunto la valenza artistica delle persone che hanno contribuito a fare questi quadri. Adesso li chiamo, poi chiaramente gli esperti sanno valutare meglio di me queste situazioni che io trovo comunque molto belle. Ho trovato una collaborazione qui che mi commuove. Quanti sono i pezzi in esposizione? Non lo so, saranno una trentina, occhio e croce. Ma immagino che tu ne abbia davvero tanti altri a casa. Sì, molti, moltissimi. Quello che abbiamo fortemente voluto anche per dare una continuità ad una struttura che probabilmente sarebbe con poco tempo stata chiusa, diciamo, perché non c'erano più le condizioni per poter andare avanti. Con questo progetto di fare questa sala polivalente abbiamo pensato che possa essere a disposizione di tutta la cittadinanza, di tutte le associazioni che ci sono qui a Massa, che ce ne sono tante, che se vogliono fare delle attività qui sono solo benvenute. Ci sono delle opere particolari di Maiardi. Soprattutto per me, perché abbiamo fatto i bambini insieme. Quindi è un coetaneo. Mi scusi, È un coetaneo del nostro amico Elio, quindi sì, lui è particolarmente affezionato a questo pittore, quindi siamo stati ben lieti di poter farglieli esporre per vedere di che cosa è capace. Angelo Novi è una delle figure più affascinanti del cinema sotterraneo italiano, perché nessuno pensa mai al direttore dei set, cioè quello che fa le foto appunto su di un set. Ma Angelo Novi innanzitutto nasce come fotoreporter e la sua esperienza come fotoreporter è stata fondamentale perché il lavorare nelle zone calde, che fossero l'Afghanistan, il Libano, Teheran, è stato molto utile.
Come è stato molto utile il fatto che lui avesse una laurea all'Accademia di Brera, quindi c'era una dimensione pittorica che era comunque insita in lui, al pari anche di una dimensione più vicina al senso spaziale della messa in scena, perché in un secondo momento cercò anche di prendere una laurea in architettura. Senza ombra di dubbio Novecento comunque ha una struttura da melò, ma veramente da melodramma in senso verdiano, tant'è vero che si apre con la morte di Giuseppe Verdi, cioè Olmo Dalcò e Alberto Berlinghieri nascono il giorno della morte di Giuseppe Verdi. Alberto Berlinghieri, interpretato da uno straordinario Burt Lancaster, decide di uccidersi dopo una vita che era già segnata dalla senescenza, diciamo così, e si impicca nella sua stalla chiedendo ai contadini di continuare a far festa, tant'è vero che i contadini, quando la bambina che ha visto la morte di Burt Lancaster che le aveva detto vai a dire che continuano a ballare però quando avrete finito il padrone è morto, sarà morto, i contadini, quando la bambina dice il padrone è morto, i contadini replicano beh, ma cosa vuol comandare anche da morto? Non va mica bene. Ed è una scena strepitosa, straordinaria, perché ovviamente qui è giocata sul bianco e nero contrastato di Angelo Novi, ma non dimentichiamo che il direttore della fotografia di Novecento è stato Vittorio Storaro, e c'è quindi uno dei maestri della nostra fotografia, molto attento agli ipercromatismi, potremmo anche praticamente definirli, e quindi doppiamente onore ad Angelo Novi, che è riuscito a fare un altro film e un'altra storia attraverso la storia appunto di Bernardo Bertolucci, Chi Marcalli, Giuseppe Bertolucci e Vittorio Storaro.